lo è già una piazza più frequentata, Piazza Borsa direi l'ombelico della città di Treviso, e la soluzione che con l'architetto Trabucco abbiamo studiato è proprio quella di dare a questo palazzo la dignità, la comodità, l'innovazione e l'ambientabilità con il contesto. Credo che insomma, da come avete potuto vedere, tutti questi elementi messi assieme danno quel bel risultato che adesso è sulla carta ma che si tramuterà tra qualche anno. Ecco, l'importanza di rimanere in città, per quale ragione avete lottato così tanto? Ma abbiamo, innanzitutto c'è la sede storica, una provincia che ha 100.000 imprese, e credo che il cuore della città è il cuore anche dell'intera provincia, no? Abbiamo la comodità della stazione a pochi metri, degli uffici comunali, poi abbiamo già il nostro ambiente, i nostri muri, e motivo in più per recuperare questa sede e far sì che questo edificio ricostruito nel dopoguerra rigenerasse assieme a questo quadrante, che è un quadrante molto bello perché ci sono pochi edifici che hanno l'opportunità di avere dei giardini da una parte, il Sile, l'altro canale qui a fianco, la bellezza di questo contesto è unica.